Dal 1° luglio i nuoresi hanno di nuovo l'opportunità di rinfrescarsi nelle acque della piscina olimpionica di Farcana. Il mare dei nuoresi, immerso nel meraviglioso e fresco scenario del Monte Ortobene, riparte per la stagione 2022 sotto la gestione della società Nuoto Club Nuoro. Il pubblico risponde sempre molto bene perché questa è una struttura molto amata dai nuoresi, è a pochi passi dalla città, immersa in un contesto naturalistico bellissimo. L'impianto, che ha riaperto dopo la risoluzione di alcuni problemi tecnici da parte del comune di Nuoro, è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30, con costi che variano in base al tempo di permanenza e alle fasce d'età, completamente gratuito per i bambini sotto i 4 anni e i disabili, e offrendo al pubblico alcune novità e migliorie, tra cui la riverniciatura del fondo e le piscine per i bambini. Innanzitutto l'amministrazione comunale ha provveduto a risolvere qualche problema tecnico che ci ha aiutato tanto nella gestione della piscina e noi dal canto nostro abbiamo recuperato degli spazi importanti, come per esempio questo che abbiamo adibito a postazioni ulteriori a disposizione degli utenti. Un'opportunità non solo per i nuoresi ma anche per i turisti, soprattutto dopo la riapertura nei giorni scorsi dell'adiacente Ostello della Gioventù, ora gestito dal CEAS. Un altro segnale molto positivo è stata la riapertura dell'ostello, col quale abbiamo stipulato una convenzione e quindi i frequentatori dell'ostello possono usufruire anche dei servizi della piscina.